Bene, eccoci anche oggi insieme. Abbiamo il piacere di avere ospite in studio Pier Antonio Belcaro, qua in veste di presidente dell'associazione NESO, vale a dire Nord-Est Sud-Ovest, associazione che ormai da qualche anno organizza la settimana europea dell'energia sostenibile. Quest'anno sono coinvolte Mestre, Venezia e Montegalda in provincia di Vicenza. Il tutto si sta svolgendo e prosegue fino al 28 di giugno. Va ricordato che le manifestazioni organizzate dall'associazione NESO sono state considerate a livello europeo le migliori dopo quelle nella sede centrale di Bruxelles, quindi complimenti insomma agli organizzatori. Quest'anno tra l'altro parleremo anche degli appuntamenti e del format 2019. La settimana europea dell'energia sostenibile nel veneziano punta ad essere anche una manifestazione, forse anche la prima addirittura, plastic free. Lo traduciamo? Sì, quest'anno il Ministero dell'Ambiente, giustamente avendo lanciato nell'ottobre 2018 una campagna per eventi privi di plastica monouso, pretende che gli organizzatori di eventi che aspirano ad avere il patrocinio del Ministero stesso si impegnino a far sì che le manifestazioni siano senza l'uso di queste stoviglie monouso, bicchieri monouso, bottigliette di plastica per l'acqua minerale e così via. Cioè, si torna un po' all'antico, ecco. Sì, si torna un po' all'antico, soprattutto tenendo conto dell'inquinamento che viene portato dalla plastica nei fiumi e nei mari. È una scelta che ovviamente condividiamo in pieno come associazione. Quindi onore al merito al Ministero dell'Ambiente, ma è un impegno che dovrebbe riguardare tutti, a prescindere dal patrocinio. Detto ciò, c'è un format, diciamo un headline per l'edizione 2019 della settimana? Sì, è quello dei nuovi obiettivi che vengono posti a livello europeo. Ormai i traguardi che si era posta l'Europa con il cosiddetto programma 20-20-20 sono stati raggiunti e si punta per il 2030 ad una riduzione del 40% delle emissioni di gas serra, i cosiddetti gas clima alteranti, in particolare la CO2, e poi ad un obiettivo ancora più ambizioso nel 2050, cioè emissioni zero. Come si deve arrivare a questi obiettivi? Si deve arrivare mediante uno sviluppo delle fonti rinnovabili che appunto assicurino una diminuzione di queste emissioni in atmosfera, che poi sono responsabili del cosiddetto buco dell'ozono e quindi del surriscaldamento del pianeta. L'Europa in questo scenario mondiale si pone come capofila della lotta ai cambiamenti climatici e quindi ha anche delle penalizzazioni in un certo senso sulla propria produzione industriale, però a mano anche tutte le altre aree geografiche del mondo si stanno ponendo questo problema e quindi avranno anche loro dei costi della riconversione green del modello produttivo. Quest'anno il tema di fondo è quello dell'economia circolare e quindi di una produzione che riduca quanto più possibile la produzione di rifiuti non riutilizzabili. Non so se ho ben capito, ma all'inizio ha detto che sono stati raggiunti gli obiettivi 2020, cioè quelli previsti. Sì, sono stati raggiunti. Non ce ne siamo accorti, quindi è una bella notizia. Sì, è una bella notizia. L'Italia in particolare li ha raggiunti anche in anticipo rispetto a quelli che erano i diversi target, perché che fondamentalmente, ricordo, era il 20% di diminuzione delle emissioni, sì. C'era un 20% in più di produzione di energia rinnovabile e un 20% di efficientamento energetico. L'efficientamento energetico è stato conseguito con i vari interventi che sono stati finanziati nel corso degli anni per la dispersione termica delle abitazioni, delle attività produttive, l'efficienza delle caldaie e così via. Questo obiettivo non era uguale per tutti i paesi, per tutti i 28 paesi dell'Unione, adesso 27, ma era diversificato a seconda dei livelli di partenza. E comunque complessivamente questi obiettivi per il 2020 sono stati raggiunti anche in anticipo e quindi questo fa sì che la proposta della Commissione europea sia quella di portare questi obiettivi al 40%, come dicevo, per la riduzione delle CO2 e al 27% invece che al 20% per gli altri due obiettivi. Quindi insomma un quadro di impegno su questa politica europea per l'energia che deve proseguire, in quanto la produzione di energia
è ovviamente indispensabile per mantenere un livello di vita al quale ci siamo abituati, ma deve essere anche più rispettosa dell'ambiente per non deturparlo e quindi lasciarlo poi in eredità alle nuove generazioni, insomma, in condizioni accettabili. Sappiamo che per quanto riguarda il riscaldamento climatico siamo giunti ormai al livello di guardia, non si può neanche dire più vicini, perché è come se troviamo un ostacolo sulla nostra strada, non possiamo frenare un secondo prima, dobbiamo frenare per tempo, e purtroppo questo sta avvenendo con un certo ritardo per quanto riguarda questi cambiamenti climatici, e quindi i problemi diventeranno anche più gravi nel futuro. Lei non solo è il presidente dell'associazione che promuove nel Veneto la settimana europea dell'energia sostenibile, ma vive in prima persona, insomma, questi eventi nell'arco di una quindicina di giorni. C'è stato nei giorni scorsi un convegno a Mestre proprio sul come riutilizzare in termini energetici i rifiuti. Che percezione ne ha avuta dai vari interventi? Beh, Lei lo ha moderato. È un convegno al quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali, rappresentanti delle aziende, esperti, imprenditori che hanno dato vita a delle start-up per il riutilizzo dei rifiuti per trarne o energia o materie ancora utili. E mi è sembrata una realtà in grande fermento, con grandi potenzialità. Certamente quando si parla... Anche buone pratiche. Tante buone pratiche, certamente quando si parla del tema dei rifiuti c'è molta attenzione da parte dell'opinione pubblica, che percepisce, insomma, diciamo così, con un certo timore delle iniziative di localizzazione di impianti, in quanto possono produrre degli effetti nocivi sull'ambiente. Si tratta di fare un'opera di informazione, di verifica, di monitoraggio. Purtroppo ci sono Bisogna probabilmente anche aggiornare le normative. Bisogna aggiornare le normative, purtroppo ci sono anche degli episodi di criminalità in questo settore ambientale, che quindi giustamente allarmano l'opinione pubblica, e non è poi semplice distinguere le iniziative serie da quelle meno serie. Però è un problema con il quale dobbiamo fare i conti tutti i giorni. Come diceva giustamente uno dei relatori a questo convegno, andiamo a prendere il petrolio 3000 metri sotto i mari, o andiamo a prenderlo in Arabia Saudita, quando ci sono delle possibilità di estrarlo anche dai rifiuti con dei procedimenti qui, che quindi verrebbero a costare meno, o comunque anche che non alcuni addirittura meno, di emissioni zero. Quindi. Ecco, ed inoltre avrebbero anche il beneficio di smaltire dei rifiuti che altrimenti ci tocca pagare per esportarli in altri paesi, che dopo li sottopongono a questi trattamenti e ce li rivendono come materia prima. Altro tema affrontato e sul quale sarebbe bello sentire qualche buona novità è quello dell'aria. È stato un altro convegno dedicato proprio alla qualità di una risorsa primaria. Mercoledì scorso abbiamo avuto il piacere di ospitare anche il direttore dell'Osservatorio regionale Aria dell'ARPAV, che ci ha fatto una panoramica sull'andamento nel quinquennio 2014-2018, sia delle emissioni di CO2, qui si tratta di stime perché non è che viene misurata con dei misuratori, sia dell'inquinamento, in particolare del PM10, che quello invece viene misurato con delle centraline. E ogni inverno scatta l'allarme, ormai da qualche anno a questa parte. Ogni inverno scatta l'allarme in tutta la pianura padana, essendo poco ventilata, e una zona dove anche si produce questo particolato sottile che è così dannoso per la salute. Il dato che emerge è quello di una sostanziale uniformità nella distribuzione territoriale, cioè tolta la fascia montana della provincia di Belluno, nel Veneto... Dove stanno meglio? Esatto, dove stanno meglio. Nel Veneto c'è una distribuzione abbastanza omogenea, cioè essendoci una possibilità di spostamento di circa 15 km al giorno del PM10, ormai non si distinguono più zone urbane, zone agricole, zone industriali, zone periferiche e così via. C'è una distribuzione abbastanza uniforme e quindi il problema è purtroppo generalizzato, non è concentrato nei centri, è un po' diffuso. Per concludere, un accenno a quanto succederà lunedì 24.
convegno sulla rigenerazione del patrimonio edilizio costruito. Mi pare che questo sia quasi un appuntamento tradizionale per la settimana. È un appuntamento tradizionale che quest'anno vogliamo declinare sempre sull'edilizia, ma anche sull'edilizia ai fini produttivi e ai fini industriali. Pensiamo ad esempio a Mestre, dove c'è una grande riconversione, ad esempio tutta la zona di via Torino, via Camarcello, che diventa un polo alberghiero di primissimo rilievo. Ecco, quindi lì siamo in presenza di una rigenerazione urbana ai fini produttivi, quindi non ai fini residenziali, come in genere si pensa quando si parla di rigenerazione, ma ai fini produttivi di un'area importante della città di Mestre. Lo stesso problema si pone su Marghera e lì le cose sono molto più complicate. Bene, se ne saprà di più naturalmente lunedì 24 con questo convegno organizzato dall'Associazione Nord-Est Sud-Ovest all'Hotel Bologna di Mestre nell'ambito della Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, che comunque avrà anche una sorta di epilogo venerdì 28 con la proiezione del film documentario Caramea al Cinema Teatro Colbe, sempre di Mestre. Grazie a Pier Antonio Belcaro, che dell'Associazione Neso è il presidente ed un po' l'anima, insomma, delle manifestazioni, delle iniziative per la Settimana Europea dell'Energia Sostenibile nel Veneto. Grazie e buon lavoro. Grazie. All'anno prossimo. All'anno prossimo. Ci si vede.